Noi crediamo che la difesa migliore della biodiversità, sembra un paradosso, ma è quello di mangiarla, perché il fatto di, come dire, di dare mercato a quelle mele di varietà antica, a quei frutti che non sono facilmente reperibili dal mercato, a quei formaggi che non sono i formaggi standard che trovo sul balcone del supermercato, generi quelle economie, quell'ossigeno senza il quale tutto il discorso che abbiamo fatto oggi non sta in piedi, perché se noi consumatori facciamo delle scelte consapevoli tutti i giorni, i formaggi di un certo tipo vanno a scomparire del tutto. Non lo diciamo noi lo riprendiamo perché è per noi un concetto fondamentale. La piccola agricoltura, quella di piccola scala, quella che oggi nutre il mondo, ce lo dice la FAO, l'80% delle aziende agricole mondiali che tiene in piedi il sistema agroalimentare è fatto da unità familiari o poco più. Le scelte nostre sono quelle che caratterizzano e che danno, e che la consapevolezza delle scelte è l'unica che può dare una direzione all'altra o all'altra alle economie, quindi è un problema per tenere in piedi i presidi, queste produzioni, dicevo in apertura, è necessario accompagnare un'azione educativa anche sensoriale, per le degustazioni, per capire cosa si sta mangiando, per conoscere un formaggio con un pochettino, ma neanche tanta esperienza, si riconosce al naso e in bocca un formaggio nell'acqua che ha mangiato insilati da uno che ha mangiato solo fini, perché ci sono delle caratteristiche sensoriali abbastanza definite. Noi crediamo che la biodiversità, appunto, per chiudere questa chiusura, non sia un pezzo, non sia un lusso che si possono permettere solamente pochi, ma la biodiversità, il fatto di poter accedere a un paniere diversificato, quei famosi 400 formaggi diversi che abbiamo in Italia, forse, ripeto, sono sottostimati, ne sono sicuramente molto di più, che sono frutto di tradizioni, saperi, culture e zone particolari, debba essere portata nel futuro. È un esercizio fondamentale di democrazia, io credo, perché il poter scegliere non, ripeto, come atto di opulenza o di ricchezza, ma il poter scegliere quale cibo mettere sul tavolo o mettere in bocca sia un diritto fondamentale di tutti, naturalmente non solo per noi, nei nostri paesi, ma di tutti, e possa essere una delle chiavi, ne ragionavamo l'anno scorso in Expo, per garantire l'accesso al cibo e il diritto al cibo a livello mondiale a una più larga fascia possibile di popolazione. Questa è la nostra campagna che abbiamo aperto al Salone del Gusto rispetto alla difesa della biodiversità, e con questo io avrei finito.